credo importanti. Prima di tutto la lista che avete di fronte di queste persone che si candidano lo fanno sempre, e io ho presentato ormai in questi 4 anni e mezzo da parlamentare a decine, centinaia di liste, sono sempre onorato del fatto che mi chiamino per presentarvi una lista di candidati al comune. Lo facciamo sempre con una certa genuinità, no? Tutti questi gruppi nascono sempre... prima sentivo grazie a mio fratello, non che suo fratello l'abbia dovuto raccomandare, nel senso che suo fratello immagino facesse parte di questo gruppo e l'abbia coinvolto, la moglie che coinvolge il marito, il figlio che coinvolge il padre che coinvolge il figlio. Comunque alla fine è sempre una dinamica di comunità e l'impressione è sempre di una lista lontana, di una forza che si presenta alle comunali lontana dai canoni di tutte le altre, no? Non sembriamo dei professionisti della politica, ci scuserete se non stiamo da 30 anni lì dentro, da 20 anni lì dentro, se non abbiamo quell'esperienza e neanche quell'atteggiamento. Però questo atteggiamento qui, che a qualcuno può sembrare anche strano, no? Qualcuno potrà dire ma a me non sembrano dei politici, non sembrano quelli che si candidano ogni anno, ogni 5 anni per amministrare la mia città. Alla fine questa lista qui, queste persone qui sono una parte di quella forza politica che oggi è la prima forza politica del paese, è il Movimento 5 Stelle. E che forse per fortuna non ha mai, come dire, ostentato questa realtà, perché la realtà dei fatti sembra sempre quella del Movimento 5 Stelle che si candida per portare all'interno delle istituzioni qualche consigliere comunale, qualche consigliere regionale o qualche parlamentare, ma in realtà la storia ha avuto un'accelerazione non indifferente. Negli ultimi 4 anni e mezzo siamo passati, negli ultimi 5, siamo passati dal 15% dei consensi che avevamo alla fine del 2012 oggi a oltre il 30% dei consensi secondo i sondaggi. Ora non vi sto facendo un ragionamento dal punto di vista dei numeri, vorrei dirvi soltanto una cosa, che in questi anni ce l'hanno detti di tutti i colori, dicendo che dovevamo sembrare come loro per riuscire a vincere, dovevamo sembrare come loro per governare le città, dovevamo cedere alla questione delle alleanze, dei rimborsi elettorali, della politica come professione per diventare poi una forza politica di governo, come se diventare una forza politica di governo significhi cedere alle vecchie abitudini della politica. A questa cosa non abbiamo mai ceduto, devo dire la verità, abbiamo sempre cercato, con tutti gli errori del caso, di non diventare mai come quelli che avevamo combattuto in tutti questi anni. In alcuni casi magari non abbiamo dato il meglio, potevamo dare ancora di più, perché io sono sempre stato uno di quelli che faceva autocritica nel movimento, ma detto questo, credo che proprio grazie al fatto che non abbiamo mai rinunciato ai nostri valori, non abbiamo mai rinunciato alle nostre convinzioni, oggi possiamo ambire a governare questo paese e credo che manchi ormai poco per, come dire, la prova della verità, perché le elezioni nazionali politiche si avvicinano sempre di più e dopo queste comunali, di cui nessuno vuole parlare perché i partiti tradizionali sono un po' a pezzi. Io ho visto in tante parti d'Italia non si presentano neanche più con il simbolo, si presentano con liste civiche perché si vergognano del loro simbolo oppure perché gli fa perdere consensi, e noi ci presentiamo anche nei piccoli comuni sempre col simbolo del Movimento 5 Stelle e non è una cosa scontata, perché l'anno scorso ricordo che dopo che i partiti tradizionali avevano perso le elezioni comunali a Roma, a Torino e tante altre città, dissero no, noi in realtà non abbiamo perso perché abbiamo vinto in oltre 1000 comuni. Poi siamo andati a vedere in quei 1000 comuni e nella maggioranza non c'era il loro simbolo, si erano presentati sotto mentite spoglie di liste civiche. Questa è una dinamica che si sta innescando un po' ovunque. Perché? Perché siamo di fronte ad una crisi dei partiti tradizionali a livello italiano e a livello europeo. A livello europeo adesso tutti stanno con Macron in Francia, ma nessuno ha detto che Macron si presentava con un suo movimento e il PD e la Forza Italia francese non hanno superato neanche il primo turno, erano sotto la soglia del 15%, e così come è avvenuto in tante altre parti d'Europa. E credo avverrà anche qui, perché è un momento di transizione storica, in cui quelli che hanno creato i problemi dicono di volerli risolvere, e vengono da noi e ci dicono io voglio cambiare la tua città, voglio cambiare la tua regione, voglio cambiare il tuo paese, ma dimenticano di dirci che
il freno al cambiamento negli ultimi 20 anni sono stati proprio loro, con i loro compromessi legati ai loro privilegi, alle loro spese pazze, alle spese inutili. Alla fine cosa deve fare un sindaco? Un sindaco prima di tutto deve cercare di non cadere nella sindrome dell'amministratore di condominio, senza offesa per gli amministratori di condominio, ma il problema principale è che un sindaco molto spesso, e tutti siamo a rischio in questo come amministratori, cerca solo di far quadrare i conti, e quello non basta, anche perché in molti casi non sanno fare neanche quello. Un sindaco oggi deve avere anche il coraggio di andare oltre quella che è la normale amministrazione ordinaria di un comune, la normale amministrazione ordinaria di una regione per quanto riguarda i governatori, non fare leggi con la calcolatrice semplicemente per tagliare risorse, per recuperare risorse, ma avere ben chiare quali siano le priorità dei cittadini e cominciare ad investire in quelle, tagliando le spese che non servono, ma facendo investimenti coraggiosi. Avere il coraggio di amministrare oggi significa cominciare a pensare al reddito dei propri cittadini, e io qui nel programma vedo una misura che noi stiamo introducendo in molti comuni dove governiamo, che è il sostegno al reddito. Ora noi a livello nazionale vorremmo fare una legge. Voi avete una realtà come quella di Monfalcone, avete tante realtà in questa regione che non sono da meno a tante altre realtà in tante altre regioni italiane. Che sta succedendo nel mondo? Che il 60% dei lavori che conosciamo nei prossimi 10 anni o sparirà o si trasformerà. Non lo diciamo noi, lo dicono studi a livello internazionale. Questo 60% di professioni non significa che ci sarà il 60% di lavoratori che perderà il lavoro. C'è il 60% dei lavoratori italiani, come a livello internazionale, che si deve attrezzare perché il proprio lavoro cambierà, in alcuni casi sparirà. E questo che cosa significa? Che lo Stato non deve avere un ruolo attivo nel cercare di non far morire delle realtà professionali, perché purtroppo è l'economia che sta cambiando. Il ruolo attivo dello Stato deve essere quello di dire: tu perdi il lavoro, oppure tu giovane che ti sei formato per un lavoro che non riesci a trovare perché magari hai seguito un percorso universitario che mirava ad una professione che non c'è più. Beh, lo Stato ha il dovere di accoglierti con un reddito, quando perdi il posto di lavoro non riesci a trovarlo, formarti per i nuovi lavori che stanno arrivando e poi reinserirti lavorativamente. Questo strumento si chiama reddito di cittadinanza, reddito minimo garantito, sostegno al reddito. È uno strumento che prende il cittadino in carico quando ha difficoltà e lo restituisce al mondo del lavoro per eliminargli quella difficoltà. Oggi siamo al rovescio. Oggi quando le cose ci vanno bene ci chiedono il 70% di tasse. Quando le cose ci vanno male ci abbandonano, a volte ci mandano Equitalia, l'agenzia delle entrate, o ci affidano ad un centro per l'impiego che non è assolutamente in grado oggi di rispondere alla domanda professionale, lavorativa e anche di cambiamento del lavoro. Quindi se oggi noi pensiamo ai nostri figli, se pensiamo ai nostri nipoti e al futuro professionale, dobbiamo pensare necessariamente a strumenti di sostegno al reddito che riqualifichino lavorativamente le persone quando perdono il lavoro, quando non riescono a trovarlo. E questa non è una cosa che ci siamo inventati noi, è una cosa che esiste in tutti i posti europei, solo noi e la Grecia non l'abbiamo, uno strumento di sostegno al reddito che permetta di reinserirsi lavorativamente. Bene, non abbiamo bisogno di venirvi a dire lo faremo. Questo strumento è già in realtà in 3 comuni che governiamo, dei 37 che oggi governiamo, e lo stiamo istituendo in tanti altri comuni. Qual è l'obiettivo fondamentale? L'obiettivo fondamentale è che nessuno deve rimanere indietro. Questo vale anche per le attività commerciali, per le attività industriali, per le attività imprenditoriali di un territorio. Oggi il principale socio di un'impresa è lo Stato, col 70% di tasse che chiede reali, poi qualcuno dice sono il 50, altri il 40, in realtà realmente arriviamo anche al 70% attraverso alcune certificazioni. Che cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Abbiamo provato a fare una cosa che è anche secondo me sinonimo di credibilità. Mentre lo Stato aumentava le tasse e continuava a finanziare con quelle tasse aerei di Stato, vitalizi, megastipendi, enti inutili, noi facevamo il contrario, senza aspettare una legge. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, in questi 4 anni e mezzo, in 130, abbiamo dimezzato il nostro stipendio, abbiamo messo da parte 21 milioni di euro e con questi 21 milioni di euro abbiamo finanziato con un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico 5.300 nuove imprese che sono nate o le abbiamo salvate dalla morte, che oggi danno lavoro a 13.000 italiani. Che cosa significa questo? Che abbiamo risolto i problemi dell'economia? No, non sono venuto a dirvi che con 21 milioni di euro, 13.000 posti di lavoro e 5.300 imprese abbiamo risolto i problemi dell'economia italiana, per carità. Io sono venuto a dirvi un'altra cosa, che
se doveste eleggere lui sindaco e questa lista come amministrazione del vostro comune, avremo cura dei soldi delle vostre tasse, perché abbiamo la credibilità per dirvelo, perché se a livello nazionale abbiamo rinunciato a 21 milioni di euro di stipendi per aiutare chi non aveva lavoro o cercava lavoro, e oggi esistono 5.300 tra esercizi commerciali, studi professionali, imprese agricole, beh, possiamo farlo anche da amministrazione della vostra città, del vostro comune. Lo possiamo fare con un metodo semplice, che significa aprire i bilanci, tagliare quello che non serve e cominciare a fare investimenti coraggiosi nelle priorità dei cittadini, anche se non sono quelli canonici del sindaco che taglia dai servizi sociali e investe sempre nelle solite spese per foraggiare chi magari gli ha portato i voti o lo ha favorito nella campagna elettorale. Abbiamo questa idea di paese, abbiamo la credibilità per portarvelo, ma vi diciamo anche un'altra cosa: dateci l'opportunità di governare l'Italia e noi con una legge applichiamo le regole che già applichiamo a noi, a 900 consiglieri regionali, 1000 parlamentari, 8000 sindaci, cominciamo a recuperare miliardi di euro dai dirigenti delle grandi partecipate di Stato. E allora non ci finanziamo 5.300 imprese, ma dotiamo di questi soldi una banca pubblica per gli investimenti. Vedete, in Germania, in Francia, in Spagna, in questi anni di crisi hanno attutito il colpo grazie alla banca pubblica dello Stato, che loro hanno e che io ho visitato, e che consente per esempio ad un imprenditore che ha bisogno di un fido, di un prestito, quando le banche chiudono i rubinetti, le banche private, di accedere ad un prestito della banca dello Stato. Oppure ad una famiglia di giovani o di meno giovani che hanno esigenze per la loro casa, per il mutuo, di accedere a prestiti dalla Banca dello Stato. Io le ho visitate queste banche, hanno filiali in Francia anche nelle città francesi, e la banca, quando tu sei in difficoltà come commerciante, come piccolo imprenditore, entra nella tua impresa, ti aiuta a ristrutturare il business plan e poi se ne va, che è esattamente il contrario di quello che dicevamo prima. Qui quando le cose vanno bene lo Stato ti chiede i soldi, quando le cose vanno male se ne va lo Stato. Qui è esattamente il contrario. Bene, prendiamo i soldi dagli sprechi di questo paese, mettiamoli nella dotazione di una banca pubblica dello Stato che non eroghi più prestiti sulla base della casa che puoi ipotecare o della pensione di tuo nonno o del quinto dello stipendio, ma inizi ad erogare fondi e prestiti sulla base dei progetti, delle idee, che è quello che stiamo facendo con i nostri stipendi. Noi abbiamo erogato i 21 milioni di euro senza chiedere garanzie reali, ma investendo sulle idee di quelli che venivano a proporre un progetto di impresa, e il risultato è stato incredibile, perché di tutte le 5.300 imprese che hanno avuto il prestito da noi, che devono restituire in 10 anni a tassi bassi, alla fine una sola è inadempiente, una su 5.300. Questo dimostra che quando le idee sono valide, il progetto funziona, non c'è bisogno di ipotecare qualcosa, c'è bisogno solo di mettere sul piatto le idee, e lo Stato deve credere in quelle idee. Invece in questi anni è sempre stato il contrario, e questo dobbiamo cominciare a invertirlo. Io sono molto ottimista, vi dico la verità, non conosco bene la vostra realtà, vengo qui e sostengo le nostre liste perché so che ci sono persone che devono rispettare delle regole. Io non conosco tutti i ragazzi di questa lista, ma so che devono rispettare delle regole. Da noi non si prendono finanziamenti pubblici, chi viene eletto può essere eletto solo 2 volte e poi deve tornare a casa, esiste la regola dei 2 mandati, a differenza di quelli che entravano nelle istituzioni e ci volevano restare 20-30 anni. Noi abbiamo cercato di fare esattamente il contrario, abbiamo provato a invertire la rotta, utilizziamo la regola dei 2 mandati e poi te ne torni alla tua vita. Se non ce l'avevi te la fai, perché nessuno ti ha obbligato a candidarti, e io cittadino non sono obbligato a sostenerti tutta la vita nelle istituzioni perché dopo 10 anni di politica non sai cosa fare, perché questo è il discorso che io sento spesso quando giustificano i vitalizi, no? Da noi si rinuncia ai vitalizi, si rinuncia alle pensioni privilegiate, si rinuncia ai mega stipendi. Non che un sindaco come il sindaco del vostro comune abbia questi privilegi, ma tutto insieme sta provando a creare una nuova figura politica, che è quella del politico a tempo, del cittadino prestato alla politica e poi torna alla sua vita. Questo ha molti vantaggi, perché noi abbiamo poco tempo per realizzare le cose da fare, poco tra virgolette perché sono 2 mandati. Noi abbiamo un mordente, che è quello legato esclusivamente a realizzare il programma elettorale, perché non possiamo ambire ad una carriera politica nelle istituzioni. E un'altra cosa è quella legata al fatto che, non avendo fondi pubblici, non avendo finanziamenti da grandi lobby di questo paese che non abbiamo mai accettato,
e in realtà non si sono mai neanche avvicinate perché sanno che non trovano terreno fertile. Bene, abbiamo la libertà di poter realizzare il programma e allo stesso tempo abbiamo la libertà di poter fare quello che vi avevamo detto. È un concetto importante, ripeto, non conosco la vostra realtà nello specifico, ma nelle elezioni comunali una cosa secondo me viene trascurata troppo. Ci sono tanti programmi, c'è il nostro programma, ci sono i programmi degli altri candidati. I programmi sono tutti belli. Io in 20 anni non ho mai letto in un programma voglio aumentare le tasse ai cittadini o voglio utilizzare il vostro comune come un bancomat. Io non l'ho mai letto. Non ho mai letto voglio dare consulenze esterne dal comune quando ho tutte le risorse interne al comune. Queste cose non le ho mai lette. Quindi il programma ha una sua importanza e una sua valenza, ma si basa su un concetto che è una proposta di un candidato che deve essere credibile e libero per propormi quel programma, se no il suo programma non vale niente. E questa è la base. Io credo di aver capito questo, vi do un consiglio non richiesto, lo potete respingere al mittente. Se il candidato che si presenta con questo bel programma ha avuto finanziamenti nella campagna elettorale dai soliti gruppi locali o gli portano i voti, i soliti meccanismi, quelli delle coalizioni o quelli dei candidati che hanno i pacchetti di voti, voi potete votare il programma più bello del mondo, ma non avrà mai la libertà per realizzare quel programma. Perché? Perché dovrà rispondere alle solite dinamiche politiche di un territorio, vale a livello comunale come a livello nazionale come a livello regionale. E poi c'è un'altra cosa che secondo me dobbiamo sempre chiederci: ma se il candidato che si presenta col programma dice di voler cambiare questo comune è uno che direttamente o indirettamente ha già governato questo comune, ma perché non ha realizzato queste cose mentre lo stava governando questo comune in passato? Queste cose ce le dobbiamo chiedere, perché altrimenti siamo tutti uguali, non c'è nessuna differenza. Forse avrete delle differenze estetiche, c'è chi è più giovane, chi è meno giovane, quindi differenze anagrafiche, ma la memoria sul candidato è importante, ricordarci da dove venga quel candidato, da dove vengano i candidati, che storia abbiano e quale libertà possiedono è fondamentale per conoscere il futuro del nostro comune. E siccome le elezioni comunali arrivano una volta ogni 5 anni, vale la pena di approfondire un attimo la storia delle singole liste, dei singoli partiti che si presentano, perché poi alla base c'è il futuro del nostro comune, che sembra una cosa piccola dal punto di vista dell'amministrazione rispetto alla politica nazionale, ma vi assicuro che le dinamiche che si innescano in un comune nella gestione delle vostre tasse possono essere letali per alcuni servizi essenziali, e anche se noi dovessimo vincere, sono sicuro erediteremo delle dinamiche perverse del passato per cui avremo bisogno di qualche mese o di qualche anno per metterle a posto. Di solito il primo anno di un nostro sindaco, io ho avuto l'onore di seguire i nostri 37 sindaci in questi anni, il primo anno serve a mettere a posto i bilanci perché troviamo spese scriteriate, una serie di spese che non servivano e che vengono utilizzate per appunto foraggiare amici, dinamiche politiche, coalizioni, gruppi che ti sostengono. Bene, prima bisogna mettere a posto quelle cose, poi dal secondo anno si può fare un piano triennale delle opere credibile con cui si possono fare degli investimenti per creare lavoro, per creare più servizi al cittadino e soprattutto per rivoluzionare per esempio la gestione dei rifiuti, la gestione dell'acqua, la gestione delle strade. E queste cose qui oggi si possono fare. Io le ho viste fare da sindaci nostri che avevano decine di milioni di euro di debiti, hanno messo a posto i bilanci e hanno anche erogato nuovi servizi ai cittadini. Di certo non ci si può chiedere miracoli, ma sicuramente possiamo fare grandi cose. Abbiamo bisogno di candidati liberi, di candidati credibili e di persone poi, di sindaci, di consiglieri comunali, di assessori che abbiano le competenze per fare quelle cose. Ma la competenza senza la libertà è un danno, perché io ho visto tante persone competenti in politica mettere a servizio quella competenza dei peggiori poteri di questo paese, delle peggiori losche dinamiche politiche di questo paese. Quindi chiedere competenza senza libertà, senza onestà, senza credibilità è un problema vero, e dare degli incompetenti a chi ha provocato tutti questi danni in questi anni è solo un alibi. Chiamarli incompetenti significa dargli un alibi, non sono degli incompetenti. Io ho visto tanti amministratori diabolici ma con una grandissima competenza, che hanno saputo amministrare i soldi e le vostre tasse per foraggiarsi la carriera politica. Oggi questo noi lo possiamo invertire come tendenza e credo che abbiate di fronte una forza politica che ha la credibilità per venirvi a dire amministreremo bene i vostri soldi perché non abbiamo aspettato leggi per rinunciare ad auto blu, voli di Stato, stipendi e vitalizi, e allo stesso tempo abbiamo
abbiamo la voglia, l'entusiasmo e la forza per provare a cambiare le cose e ad amministrare i vostri comuni, le vostre regioni e il vostro paese in maniera diversa. È vero che non sarà tutto semplice, nulla sarà semplice da cambiare, ma dobbiamo pure iniziare. Il problema è che qui non si inizia, e non si inizia da 30 anni. Se avessimo iniziato 20 anni fa, oggi saremmo ad un altro momento del nostro paese. E da lì poi a cascata potremo risolvere tutto, perché io qui leggo tanti problemi, il tema dell'immigrazione, no, questo non è in lingua, pensavo di essere stato. Io qui ho letto il tema dell'immigrazione, il tema legato alla mobilità, i percorsi attrezzati, la questione delle barriere architettoniche. Questi temi qui hanno tutti una ricetta. Ora, da anni noi discutiamo della ricetta. In tutto il paese, molto spesso nei talk show, si litiga per la ricetta con cui si deve risolvere un problema. Ma in realtà il problema in questo momento del paese non è la ricetta, perché di soluzioni ne abbiamo a bizzeffe. Si sono riuniti per anni commissioni di esperti nazionali e internazionali che hanno affrontato tutti i problemi del nostro paese. Ci sono faldoni così a Roma che possono risolvere i problemi di tutto il paese, problemi di ogni tipo. Si sono riuniti e si sono pagati esperti a suon di quattrini per risolvere i nostri problemi. Il problema non è la ricetta c'è. Il problema è il medico che non prescrive questa ricetta. Se noi non cambiamo il medico sostituendolo al vertice delle istituzioni, noi potremo continuare a parlare dei problemi dell'immigrazione, dei problemi delle barriere architettoniche, del trasporto pubblico, ma se il medico è quello che va sostituito, non risolveremo mai i nostri problemi. E oggi, lo dico con molta franchezza, il problema dell'immigrazione non è legato alle soluzioni, perché i trattati internazionali ci danno la soluzione ai problemi dell'immigrazione e ci dicono chi può stare qui e chi non può stare qui. Ci dicono chi ha diritto d'asilo, che è la minoranza di chi arriva, e chi non ha diritto d'asilo e deve essere rimpatriato, che è la maggioranza di chi è qui. Il problema non è rimpatrio sì, rimpatrio no. Non sono neanche i problemi economici e tecnici, perché voi spendete 5 miliardi di euro all'anno per l'accoglienza. Potremmo utilizzare quei 5 miliardi di euro sia per i rimpatri ma sia per aiuti nei paesi di provenienza. Non è quello il tema. Il tema è che l'immigrazione è un business e quei 38 euro al giorno, sono un business per chi gestisce l'accoglienza. Ci sono alberghi che hanno fatto la loro fortuna, ci sono cooperative che sono nate per fare la loro fortuna sull'accoglienza. E vi faccio una domanda: se quelle cooperative o quegli alberghi finanziano la campagna elettorale di chi ha il governo del paese in questo momento, quando è che riusciremo a risolvere il problema dell'immigrazione? Perché finché ci sarà qualcuno che farà business sull'immigrazione e finanzierà la campagna, per esempio le cooperative di Mafio Capitale che facevano business sui Rom e sull'immigrazione hanno finanziato la campagna elettorale del PD per anni. Quando è che il PD comincerà a fare i rimpatri, se facendo i rimpatri toglierà risorse a quelle cooperative che gli danno i soldi per la campagna elettorale? Mai. Quindi il problema, ancora una volta, non è la soluzione, è chi deve adottare questa soluzione, che oggi è corrotto. E se non è corrotto politicamente, se non è corrotto economicamente, è corrotto moralmente. Non ha l'onestà intellettuale per poterci dire risolverò il problema dell'immigrazione, perché sei tu il problema dell'immigrazione. Allora mettiamo mano al vertice delle istituzioni, con l'unico diritto che ci è rimasto, che è il diritto di voto, che dobbiamo esercitare responsabilmente, e oggi festeggiamo la festa della Repubblica, che è stato il momento 71 anni fa in cui i nostri nonni e i nostri bisnonni ci hanno regalato la democrazia. Ma questo paese ha un disperato bisogno di cambiare ancora, solo che i nostri nonni e i nostri bisnonni non hanno avuto il privilegio di poter cambiare tutto con gli strumenti democratici, perché c'era una dittatura prima, c'era un regime. Oggi noi abbiamo una fortuna di poter cambiare le cose utilizzando la democrazia, quindi dover cambiare le cose attraverso una rivoluzione gentile che passa per gli strumenti democratici. Io ci credo perché l'ho visto fare ovunque nel nostro paese quando le comunità cominciavano a ribellarsi, andavano a votare, non c'erano più amici, non c'erano più clientele o parentele che reggevano, mandavano a casa i loro sindaci e credo presto anche qualche governatore di regione, perché
perché non ne potevano più di quel modo di amministrare le cose, o con la calcolatrice, quindi servivano soldi e si tagliavano gli ospedali, servivano soldi e si tagliavano i tribunali, servivano soldi e non si asfaltavano più le strade, servivano soldi per cosa? Visto che le tasse continuano ad essere altissime, per foraggiare altre follie, non di certo l'abbassamento delle nostre tasse. Vi hanno tagliato degli ospedali in questa regione, vi hanno tagliato dei tribunali in questa regione, vi hanno tagliato i servizi essenziali, non per abbassarvi le tasse, ma per finanziare da altre parti altre spese folli. Tant'è vero che mentre tagliavano ai comuni e alle regioni in questi anni, continuavano ad aumentare le spese dei ministeri a Roma. Il 12% in più ogni anno, certificato da loro, non da noi, c'è nel bilancio dello Stato. Quindi questo aumento delle spese ha finanziato spese inutili a Roma. E oggi che cosa possiamo fare noi col voto? Invertire la rotta, cioè andiamo a prendere i soldi che loro ci hanno tolto per finanziare le loro ruberie e cominciamo a finanziare i nostri servizi essenziali o l'abbassamento delle nostre tasse. Ed è possibile perché basta inventarsi nuovi metodi, per esempio la tariffa dei rifiuti è ancora una tariffa comunale e la tariffa dei rifiuti a livello comunale si può abbassare se si comincia a gestire il ciclo dei rifiuti per gestire i rifiuti e non come bancomat per poltronifici o finanziamenti ai soliti meccanismi dei carrozzoni inutili o delle ditte che vengono appaltate. Lo so che sto dicendo una cosa ovvia, però io l'ho visto fare. Alcuni sindaci nostri, semplicemente accorpando le partecipate, rifacendo il bando di gara degli appalti, cominciando a far pagare la tariffa dei rifiuti per quanti rifiuti produci e non per il metro quadrato della tua casa, sono riusciti a abbassare la tariffa dei rifiuti. Ovviamente lo hanno fatto dopo 2 anni e mezzo di amministrazione, non dopo il primo anno, ma nel caso per esempio di Roma siamo riusciti ad abbassarla dopo il primo anno, nonostante abbiamo delle partecipate in condizioni allucinanti. Noi abbiamo ereditato un buco con Roma intorno ed è un buco da 20 miliardi di euro prodotto da quelli di prima. Ovviamente noi ci prendiamo tutte le critiche perché ci siamo presi la responsabilità di risolvere quei problemi. La cosa veramente imbarazzante è che chi ha governato in passato producendo 20 miliardi di euro di debiti, oggi a noi che non stiamo più producendo debiti ma li stiamo riducendo, dice che stiamo governando peggio di quelli di prima. Ora, se vogliono, cominciamo a governare anche noi facendo un altro po' di debiti, non è un problema. Potevamo accettare le Olimpiadi, debitare ulteriormente i romani, però io preferisco che si siano arrabbiati quelli delle Olimpiadi e non i romani a cui avremmo creato altri debiti da scaricare sui romani. Quindi alla fine amministrare la cosa pubblica è anche semplice negli obiettivi, non nel raggiungere quegli obiettivi, ma negli obiettivi da prefissarci, perché raggiungere gli obiettivi poi ha bisogno di scontrarsi contro la macchina comunale, la pubblica amministrazione, ci sono tanti problemi, però non le persone, dico soprattutto le dinamiche create dalle leggi. Però ho visto anche che è possibile. Io vi racconto solo questa cosa e poi chiudo, che è una cosa simpatica anche se dovremmo piangere invece che ridere. Quando sono arrivato alla Camera dei Deputati, da vicepresidente della Camera ho fatto quello che fanno i nostri sindaci. Ho aperto i bilanci della Camera e ho cercato di capire dove stesse andando a finire il miliardo di euro di vostre tasse che spendiamo ogni anno per pagare la Camera dei Deputati. Ci costa 100.000 euro ad ora d'aula la Camera dei Deputati, ad ora, non al giorno, né al mese, né a settimana, all'ora. Allora io volevo capire dove stessero finendo tutti questi soldi. Spendiamo 7 milioni di euro in pulizie, delle cose allucinanti, ma c'erano 3 voci di spesa che balzavano agli occhi subito. 2 erano piccole, tra virgolette, una era particolarmente grande. La più piccola era 300.000 euro all'anno di vostre tasse che pagate per finanziare una polizza assicurativa per i parlamentari. A cosa serve questa polizza assicurativa? A risarcirli da punture d'insetto, insolazioni, guida in stato d'ebbrezza, incidenti per guida in stato d'ebbrezza, cioè io sono ubriaco, guido, investo qualcuno, lo dovete risarcire voi, malattie tropicali e in ultimo sommosse popolari. Sommosse popolari è fantastico perché si fanno le assicurazioni per risarcirsi dalle punture d'insetto, la gente si incazza, fa una manifestazione, gli lancia qualcosa appresso e noi li dobbiamo risarcire per la sommossa popolare. Ovviamente scongiuriamo qualsiasi azione violenta, però queste cose poi danno il senso anche di una classe politica in malafede che si assicura dalle sommosse popolari. Allora lo sai che stiamo arrivando, prima o poi veniamo e ci arrabbiamo. La seconda spesa allucinante era 1 milione di euro che noi pagavamo all'anno per rimborsare gli ex parlamentari per i viaggi.
Ora io in un'azienda, se vengo assunto, magari mi pagano le trasferte, alcune aziende lo fanno, ma se mi licenziano nessuna azienda sana di mente continua a pagarmi le trasferte. La Camera dei Deputati sì, cioè tu eri un parlamentare, i cittadini ti hanno mandato a casa, non ti votano più, però io continuo a pagarti 1 milione di euro all'anno per i rimborsi spese dei viaggi. Non so per fare cosa, perché non essendo più un parlamentare gli avremmo finanziato i viaggi per andare in vacanza, non so, qualche bella gita, siamo anche contenti, però 1 milione di euro all'anno si pagava per questo. E poi la spesa più grande erano 30 milioni di euro che si pagavano per affittare dei palazzi a Roma, in una piazza, i palazzi Scarpellini si chiamavano, che prendono il nome da questo prenditore romano che oggi ha gli arresti domiciliari anche per aver evaso l'IVA, che prendeva 30 milioni di euro all'anno di affitti per palazzi in cui tenevamo i nostri uffici della Camera. Questi palazzi valevano 10, al massimo 20 milioni di euro. Ciò significa che dal 98 ad oggi abbiamo pagato 30 milioni all'anno per palazzi che valevano al massimo 20, ma anche 30 milioni li compravamo in un anno, invece li abbiamo pagato affitto dal 98 ad oggi. Ora, quando siamo arrivati alla Camera abbiamo chiesto, togliamo questi affitti d'oro di mezzo, 30 milioni di euro, facciamoli saltare, anche perché abbiamo gli immobili di nostra proprietà in cui trasferire quegli uffici. Però chi aveva sottoscritto quel contratto, sapendo che prima o poi avrebbe perso le elezioni, aveva inserito nel contratto clausole che non permettevano il recesso di quel contratto, quindi secondo loro dovevamo averli all'infinito o per un numero di anni incredibile. E la risposta che ci è stata data è stata: questa cosa non è possibile perché la legge non ce lo consente, non possiamo recedere da questi contratti. La risposta nostra, proprio banale anche, è stata quella che avrebbe dato chiunque, è: la legge non ce lo consente, ma noi facciamo la legge qui, questo è il Parlamento, possiamo cambiare la legge. Ora io so che qui qualcuno stia come dire, etichettando questi discorsi come populisti, e magari ha anche ragione. Io sono orgoglioso di essere un populista facendo questi discorsi, perché negli ultimi 3 anni voi non avete pagato più né il 1 milione di euro di rimborsi spese agli ex parlamentari, né i 30 milioni di affitti d'oro, né la polizza assicurativa, perché noi li abbiamo scoperti e li abbiamo fatti saltare, cambiando la legge. Quindi quello che non si poteva fare, poi alla fine si poteva fare. Ora noi con quei 30 milioni di euro, 1 milione di euro, 200.000, 300.000 euro non cambieremo le sorti economiche di questo paese, ma questo è un modo di amministrare la cosa pubblica, perché c'è ancora tanto da tagliare alla Camera dei Deputati e ancora non ci siamo riusciti. Adesso da oggi mancano 110 giorni alla pensione dei parlamentari. Il 15 settembre del 2017 matureranno una pensione dopo soli 4 anni e 6 mesi. Ora, chi vi ha fatto la legge Fornero e manderà in pensione a 78 anni, la mia generazione del 1986 andrà a 78 anni in pensione, quelli che sono stati vittime della riforma Fornero, coloro che hanno fatto la legge Fornero invece andranno in pensione a 4 anni e 6 mesi di permanenza in Parlamento, anche al 100% di assenza in Parlamento. Ora, non è una questione economica, e non è neanche una questione, come dire, di decenza, perché ormai la decenza l'hanno persa da anni. Qui è una questione di fiducia nelle istituzioni, perché un pensionato minimo che ci ha messo 40 anni per prendere 600, 500, 400 euro di pensione non crederà mai nelle leggi dello Stato e nelle istituzioni finché ci sarà qualcuno che prenderà oltre 1.000 euro al mese a 65 anni dopo 4 anni e 6 mesi. Se noi vogliamo ripristinare un minimo di fiducia dal cittadino nelle istituzioni, dobbiamo necessariamente cominciare a eliminare queste follie, chiamiamole così. Per farlo ci proveremo nei prossimi 110 giorni che ci separano dal 15 settembre. Avevamo anche proposto ingenuamente: andiamo a votare, visto che si parla della data delle nuove elezioni, andiamo a votare il 10 settembre, visto che è il 15 settembre, ma neanche quello si può fare, perché comunque maturerebbero la pensione, in quanto resterebbero in carica finché non si insedia il nuovo Parlamento, e quindi comunque ci abbiamo provato anche così. Scusateci se siamo stati ingenui nel dire 10 settembre, ma alla fine anche su questo ci hanno fregato. Abbiamo provato più volte ad applicare la legge Fornero ai parlamentari, così forse vorranno abolirla, provando che cosa significa legge Fornero, ma non ci siamo riusciti. Adesso faremo un ultimo tentativo nei prossimi mesi, poi ci inventeremo qualche altra cosa. Una cosa è certa: di tutti i consiglieri regionali italiani in Italia
i consiglieri regionali che avevano diritto al vitalizio del Movimento 5 Stelle hanno rinunciato al vitalizio. Noi proveremo, perché poi in tutta questa follia la pensione dei parlamentari è irrinunciabile, quindi tu non la vuoi, ma non puoi rinunciarvi. Quindi ci inventeremo qualcosa almeno per farla per evitare di prenderla noi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Troveremo un modo, ma il punto è che in tutti questi anni io mi sono sentito dire: ma noi siamo parlamentari, siamo da 10 anni qui dentro, da 5 anni qui dentro, che cosa facciamo dopo? Noi non riusciamo a tornare alla vita reale dopo 10 anni, quindi per forza abbiamo bisogno di un vitalizio, di una pensione. E io gli rispondo sempre: guarda, c'è gente che da 20 anni lì fuori sta cercando una vita reale e ancora non riesce a trovarla per riuscire a stabilizzarsi, perché non si trova lavoro, perché quando lo trovi è precario, perché iscrivi tuo figlio all'università, in un'università che magari non dà sbocchi lavorativi, invece ti avevano detto che dava sbocchi lavorativi. Questa ricerca della vita normale del parlamentare giustifica i vitalizi, ma la vita normale dei cittadini, che è un inferno, giustifica l'abolizione della legge Fornero, il Jobs Act e tutto quanto il resto. È il mondo al contrario. E allora, quando io prima vi parlavo della regola dei 2 mandati, è proprio perché noi dobbiamo essere coscienti del fatto, quando ci candidiamo, e dobbiamo tornare a fare quello che facevamo prima, come succede in tanti altri paesi dove non c'è bisogno neanche della regola dei 2 mandati, non esiste neanche una legge, non esiste in Italia, noi ce la diamo come regola, ma non esiste una legge. Ci sono i parlamentari che hanno una loro etica, come esiste un'etica dei parlamentari nel vincolo di mandato. Cioè, in altri paesi europei non c'è scritto da nessuna parte, ma quando cambi partito torni a casa. Qui invece in Italia io faccio parte della legislatura col più alto numero di cambi di casacca della storia della Repubblica, cioè ai tempi di Cirino Pomicino e di De Mita erano più corretti che in questa legislatura, dove quasi la metà dei parlamentari ha cambiato partito almeno una volta. Ci sono parlamentari che hanno cambiato partito 8 volte. Pensate che il gruppo misto è il terzo partito della Camera dei Deputati, e il gruppo misto è anche il terzo partito o il secondo partito, dipende dai giorni, del Senato della Repubblica. Cioè stiamo parlando di una Repubblica totalmente alterata rispetto a quello che abbiamo votato noi nel 2013, ed è per questo che ci stiamo battendo per approvare una legge elettorale il prima possibile e andare a votare, perché qui dobbiamo un attimo resettare la situazione. Oggi il governo è sostenuto da partiti che sulla scheda elettorale neanche c'erano nel 2013. Oggi abbiamo una coalizione di governo che per lo più è fatta da partiti che non c'erano sulla scheda elettorale e che oggi non solo stanno in Parlamento, quindi sono nati dal nulla, ma sostengono il governo e sostengono i 20 miliardi di euro da dare alle banche, e poi non c'erano 20 milioni di euro per i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale di Taranto dove si muore per l'Ilva di Taranto. Non c'erano 2 mesi prima, quando si stavano stanziando la legge di stabilità, sono saltati 20 milioni di euro che non si trovavano, 2 mesi dopo hanno trovato 20 miliardi di euro per le banche in questo paese. Allora questo meccanismo dei cambi di casacca non è che è solo un malcostume, sostiene questa roba qua e blocca altri buoni provvedimenti. Dobbiamo resettare un attimo la situazione, ritornare alle urne, votare il prima possibile. Prima votiamo, prima possiamo fare una legge di bilancio per lo Stato a fine anno, quindi non c'è il terrore dei conti, non c'è il terrore della borsa, non c'è il terrore dello spread, e soprattutto, se riusciamo a vincere noi le elezioni, non facciamo una legge di bilancio lacrime e sangue come italiani, perché qui si sta preparando una legge di bilancio, che è la vecchia legge finanziaria, che si deve approvare entro dicembre, lacrime e sangue, perché alla fine di quest'anno entra in vigore nei trattati europei il Fiscal Compact, che è uno dei trattati europei che ci chiede miliardi di euro all'anno e che toglieranno dalla sanità, toglieranno dal welfare, dalla scuola, dall'istruzione, dall'università, dalla ricerca, e li metteranno in dei fondi europei, dicono di stabilità, di stabilizzazione, tutte sciocchezze, tutti modi per foraggiare l'Unione Europea e le assurde idee che ha la Germania in questo momento. Tra l'altro la Germania fa il suo lavoro, perché la Merkel difende i tedeschi, il problema sono i nostri che non difendono gli italiani da 20 anni. Questo è il vero problema. Quindi io sono ottimista, sono veramente ottimista, perché abbiamo tante opportunità davanti, sia a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale. Le risorse ci sono, abbiamo 300 miliardi di euro di economia sommersa, abbiamo 60 miliardi di euro da recuperare dalla corruzione, 10 miliardi di euro di enti inutili, ci basta solo la libertà per farlo. Noi abbiamo voi
e questo ci rende liberi in tutte le cose che facciamo, sia dal punto di vista dell'organizzazione di eventi come questo. Ringrazio sicuramente tutti quelli che avranno messo a disposizione qualcosa, perché sicuramente ci sono tante persone che hanno messo a disposizione eventi come questo. I soldi ce li siamo sempre fatti impastare e quando servivano ce li mettevate voi con piccole donazioni nella cassetta oppure con le donazioni online. Abbiamo finanziato la prima forza politica del paese con micro donazioni, tanto attivismo e senza soldi pubblici. Possiamo arrivare al governo di questo paese allo stesso modo. Grazie.